spiegarsi in che periodo, da quando a quando lei ha rivestito la carica di segretario politico del partito? Dal 76 all'anno scorso. Al 92, dopo le elezioni. E cioè per un lunghissimo periodo. Nel periodo a partire dall'87 fino al 92 ha rivestito anche cariche di governo? No, non dall'83 all'87 sono stato Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho detto dall'87 al 92, perché sono i fatti che riguardano in qualche modo la Dall'87 vicenda. al 92 no, ero semplicemente parlamentare. Ok. E segretario del partito. E segretario del partito. Qui stiamo discutendo se la Montedison abbia versato o meno denaro a taluni politici o a taluni esponenti a taluni segreterie di partito. Allora mi consente innanzitutto una domanda. Lei è al corrente se il suo partito, il Partito Socialista Italiano, negli anni abbia mai ricevuto denaro dalle imprese in modo difforme dalla legge sul finanziamento dei partiti? Ma mi consente di chiarire innanzitutto prima un punto. Che né la Montedison, né il gruppo Ferruzzi, né il dottor Sama, né altri, né direttamente né per interposta persona, a me personalmente non hanno mai dato una lira. Diversamente, tanto il gruppo Ferruzzi che il gruppo Montedison hanno versato contributi all'amministrazione del partito, a partire da quando non saprei dire, ma certamente da molti anni. Esisteva una separazione netta tra le funzioni di segretario politico ed il suo lavoro e le funzioni amministrative del segretario amministrativo. Cioè era una separazione stabilita dallo statuto, stabilita dalla legge, perché ecco, a un certo punto semplicemente se lei sapeva o non sapeva, non... le dico, perché la legge, il legislatore a un certo punto modifica la legge in modo che sono i segretari amministrativi che firmano i bilanci, e per aggiunta io feci anche una procura notarile con la quale delegavo per intero le attività amministrative all'onorevole Balsamo. Io ero perfettamente al corrente, ma non solo quando sono stato segretario del partito, ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. C'è qualcuno prima di lei questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa? Da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte. Oddio, quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere. Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi, tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma agli atti parlamentari non risulta che sia mai stata fatta una questione importante relativa alla veridicità dei bilanci dei partiti. Né i partiti di opposizione contestavano i bilanci dei partiti di governo, né i partiti di governo contestavano i bilanci dei partiti di opposizione. Io proprio questo non capisco, mi perdoni. Dice, quando avevamo i pantaloni alla Zuab si sapeva questa cosa. Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano? Beh, in
intanto i partiti di opposizione, è una cosa importantissima, credo che è una cosa importantissima dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutto l'interesse ad opporsi, no? Come mai? Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise, e riferiamoci al maggiore partito di opposizione, cioè al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo, aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale e per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Io ho già avuto occasione, dottor Di Pietro, di scrivere in una memoria che lei ha avuto la cortesia di ricevere e di leggere quanto pensavo su questa questione, del resto l'ho detta ad alta voce in Parlamento. Erano contributi che venivano anche ai partiti di opposizione, dal maggior partito di opposizione, a seconda delle convenienze delle industrie, che provenivano dall'interno e dall'esterno. Dall'interno provenivano in tutti gli enti, lei osservi, in tutti gli enti in cui erano rappresentati come minoranza, enti nazionali, non ce n'è uno in cui non sia sorto un caso, ivi compresa la metropolitana milanese che non è un ente nazionale. Poi c'era tutta una miriade locale, nelle amministrazioni locali, diciamo così, di tangentopolini. E poi c'era un grande flusso che proveniva dall'estero, che proveniva dall'Unione Sovietica, dai paesi del Comecon e del Patto di Varsavia e che costituiva una delle voci principali del finanziamento del Partito Comunista. Lei questo lo sa per così deduzione o lo sa perché ha qualche documento? È tutta materia che basta scavare, che si ricostruisce. Un giorno che si apriranno gli archivi del KGB, che in questo momento per decisione del Parlamento precedente dell'Unione Sovietica e della Russia sono stati chiusi e coperti e vengono coperti dal segreto di Stato, il giorno che si andrà a scavare a fondo nelle carte dello Stato sovietico e di altri stati ex comunisti, molta di questa materia verrà alla luce e si potrà ricostruire, però tuttavia molta ne è già avvenuta, e diciamo di una parte di questa io sono casualmente venuto a conoscenza. Lei ha detto veniva dall'est perché veniva dall'est nel senso che veniva proprio denaro o si spendeva denaro in attività che facevano in Italia? Addestramento, telecomunicazioni, no, questo è un altro sostituzione di persone. Questo è un altro capitolo che riguarda, diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB, erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva e che non poteva avere il suo cotè finanziario che infatti ebbe, che non credo che nessuno possa negare in principio. Certo, no, solo per sapere, così per curiosità, ma questa attrezzatura, diciamo così, sul territorio ricce trasmittenti è stato poi smantellato o esiste ancora? Esiste una lettera agli atti
sovietici, nella quale un Ma esponente esistono anche nei miei di atti, non so se il collegio li vuole. un esponente del Partito Comunista Italiano scrive: dopo l'attentato al Papa, poiché viene chiamata in causa la pista bulgara, abbiamo ritenuto di cominciare a smantellare la rete di radio ricetrasmittenti che aveva avuto la collaborazione del Ministero degli Interni della Bulgaria e del governo comunista di allora. C'è in più una preoccupazione che si legge in osservazioni di dirigenti sovietici del KGB, i quali temevano e temettero che una parte di questi giovani che furono inviati ed addestrati ad attività clandestine e a tutte tecniche di questa natura e in fondo introdotti in una mentalità clandestina, che una parte di questi giovani, sfuggendo al controllo del Partito Comunista, potessero essere poi entrati nelle file del terrorismo italiano, che destava nei sovietici una certa preoccupazione nel timore di essere accusati di avere la longa manus sul terrorismo italiano. Questo però è tutto un altro capitolo che ci porta lontano. Io volevo dire, ho voluto soltanto introdurre questo discorso e mi fermo qui, perché la documentazione di cui fa riferimento l'onorevole Craxi evidentemente ce l'ho io, altrimenti non potevo parlare in questo modo. Ho introdotto soltanto questo discorso per capire perché i partiti di opposizione non si opponevano in Parlamento, se era talmente oscuro, talmente coperto, talmente fatti bene questi falsi di bilancio, come ha riferito l'onorevole Craxi, se in realtà era una cosa che nessuno voleva capire, anche perché ci interessa sapere. Si è parlato del maggiore partito d'opposizione, vediamo se ci sa dire qualcosa dei più piccoli, perché a un certo momento anche i più piccoli avevano tutto l'interesse per fare queste eccezioni. Sollevare questi questioni. Allora, se non sono mal informato, ma l'informazione può essere facilmente, controllata, ma a mia memoria e negli atti parlamentari non esiste una polemica che investisse la falsità di un bilancio presentato dall'amministratore di un partito. La verità è che i bilanci erano tutti falsi, o quasi tutti quelli dei maggiori. Erano bilanci adattati in qualche modo e non contenevano le risorse aggiuntive. Ma scusi, qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista? Se lo chiede anche l'avvocato Spazzari. È da tempo che ce lo chiede qua. Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, che il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile. Senta, comunque, tornando invece al suo partito, l'onorevole Balsamo gliene faceva un cenno sommariamente alla fine dell'anno, durante l'anno. È una domanda che ho fatto pari anche questa mattina all'onorevole Forlani. In qualche modo durante l'anno gliene faceva cenno: guarda, in questo periodo storico, in questo quinquennio, abbiamo ricevuto tot lire in modo extra legge sul finanziamento dei partiti? Ma l'onorevole Balsamo, che è morto sfortunatamente
È dolorosamente un uomo che è morto per angoscia, perché insomma fu preso da un infarto giovane, dopo che ebbe il primo avviso di garanzia, fu preso da uno stato di angoscia e di disperazione, probabilmente anche perché c'era una situazione particolarmente difficile. L'onorevole Balsamo naturalmente mi dava delle informazioni, mi faceva dei quadri sulla situazione dello stato finanziario del partito. Ma se le interessa sapere esattamente le dimensioni delle risorse aggiuntive di cui il Partito Socialista dispose. Ecco, cosa vuol dire esattamente risorse aggiuntive? Risorse aggiuntive, risorse molto probabilmente provenienti da contribuzioni non formalizzate e non legalizzate di varia natura. Quelle di imprenditori pure? Provenienti da imprenditori, da società, provenienti da enti mi leva una curiosità, e da cooperative. Ecco. È importante anche questo. Mi leva una curiosità, ecco, perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti? Sa, molti di noi, io ne un migliaio, generalmente, un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi. Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che erano più potenti dei partiti. Mi spieghi allora. Potevano spaventare, non essere spaventati. Che cos'è che li lega? Proprietari di giornali, proprietari di banche, ma di che cosa loro ti incutevano timore? Che avevano grande influenza nella vita pubblica. Ci sono molte ragioni che possono aver spinto i gruppi, una ragione diciamo di considerazione politica generale, di sostegno della stabilità politica del Paese, di sostegno di forze di governo, di convenienze ad ottenere, a mantenere anche un rapporto di amicizia con forze di opposizione. Ma lei stia certo, e il Tribunale stia certo, che tutti i maggiori gruppi industriali economici del Paese, i maggiori gruppi, tutti hanno finanziato il sistema politico con dei contributi. Lei ha detto che anche le cooperative addirittura. Sì, anche le cooperative davano contributi anche al Partito Socialista. E che interesse aveva questo? Non c'era una quota riservata? Per una ragione di questo. Intanto per le cooperative, per la loro natura politica, c'era un elemento di solidarietà e di sostegno che valeva principalmente per il Partito Comunista, ma essendoci nelle cooperative anche una presenza socialista, valeva anche per il Partito Socialista. E poi probabilmente per ragioni di convenienza. E che molti di questi imprenditori mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Si può immaginare seriamente, si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari. Anche la Montesi. Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire. No, ma in parte quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso. Sì. Adesso bisogna vedere se bisogna portarli per forza lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili. A chi lo dice? I fatti inoppugnabili. Però la verità l'hanno detta una volta. Sa quando l'hanno detta? Quando io, parlando di fronte alla Camera dei Deputati, a ranghi completi, io dissi: se c'è qualcuno in quest'Aula, e quando affermo che tutto il sistema politico e partitico aveva dei finanziamenti irregolari ed illegali, è in condizione di affermare il contrario,
si alzi e lo giuri, senza timore che i fatti lo possano definire spergiuro. Si è alzato qualcuno? Ebbene, in quel momento non si è alzato nessuno, è stato un momento Tutti cattolici? di silenzio che è stato forse uno dei pochi momenti di verità alla quale poi sono seguite una montagna di bugie. Però in quel momento quel silenzio di verità, nessuno ha corso il rischio. Meglio così, perché poi i fatti hanno dimostrato che le cose erano un po' diverse e i fatti probabilmente, andando a scavare ancora, dimostreranno che le cose stanno esattamente come io sostengo che stavano. Torniamo a Balsamo. E allora, tornando alla nostra contribuzione al Partito Socialista, lei ha detto per sommi capi comunque Balsamo mi diceva qualcosa. Ha avuto occasione in qualche momento che le ha fatto un appunto pure, dicendoli in questo periodo, per esempio dall'87 al 90, abbiamo ricevuto in modo alternativo una certa somma. Sì, per la verità, lui mi dava informazioni anche più, diciamo, più precise. Prego. Le faccio un esempio. Prego. Alla vigilia di una campagna elettorale, lui mi diceva praticamente che avviava una raccolta e mi faceva un poco un quadro dei gruppi che riteneva di contattare ai fini di avere un via libera politico, cioè a dire che non ci c'era fosse qualche gruppo che era meglio che non ci fosse appunto una pregiudiziale politica. È capitato qualche volta che ha dato è capitato, e siccome è capitato qualche volta, per esempio? Per esempio nei confronti del gruppo Olivetti. Cioè, cosa vuol dire? Che questi si erano proposti e lei ha detto da loro no? Io dico così. Mi sembrava di capire che periodicamente per le elezioni a fine anno Balsamo o in via preventiva, più in via preventiva che consultiva, diceva che ne dice, avviciniamo questi gruppi per farci dare delle contribuzioni, e lei diceva beh, questi gruppi sì, questi gruppi no. Io praticamente mi chiedeva un consiglio politico, se ritenevo che fosse una cosa accettabile che certi gruppi sotto l'aspetto della vicinanza politica di questi gruppi, sotto l'aspetto della opportunità politica, del significato. E tra questi gruppi c'era inserita anche la Montenzio nella Ferruzzi? Certamente, ma non solo in queste elezioni, io credo anche in diverse elezioni precedenti. Meglio ancora. Certamente la Montedison in varie epoche e certamente la Ferruzzi sin dai tempi del suo fondatore. Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Sì. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al Tribunale? Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo. Vuol vedere se riconosce il biglietto? Così poi ce lo illustra magari. Sì, io non... Prego. 4 anni, 87, cioè. Sì. Vediamo cosa c'è scritto e cosa dice. Questa è la calligrafia sua. E praticamente lui, appuntandosi, probabilmente questo foglio è la somma di altri fogli che si ritroveranno o non si ritroveranno, lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati. C'è un totale di circa 50 miliardi, di circa 50 miliardi l'anno. Volevo dire questo, lei sa che già per definizione gli enti pubblici non possono fare finanziamenti illeciti, quindi evidentemente questo foglietto faceva riferimento a quello che lei diceva. Allora, siccome su queste cifre scusi, si è fatta... attenda un momento che vediamo se possiamo acquisire questo documento o meno. No, te lo spiega realmente l'onorevole Craxi, ma non è un documento che possiamo acquisire, non sappiamo di chi sia la scrittura, non sappiamo niente. L'ha riconosciuto come di provenienza di Balsamo. Quindi è un documento proveniente da un terzo che cos'è stato sequestrato? No, non tanto io. Spontaneamente consegnato. Sì, però, dottor Di Pietro, adesso che siamo arrivati su questo appunto, ci dobbiamo fermare un attimo su questo punto, per fare qualche considerazione, perché innanzitutto ho visto che... Cioè, scusi, cerchiamo di definire questa questione. A noi sembra che questo non sia un documento che possa avere ingresso nel dibattimento, non essendo di provenienza del test o di altri. Il fatto che lui abbia trovato questo biglietto e ce lo spieghi, questo lo possiamo senz'altro. Basta, a noi già ci è sufficiente, perché sono 4 parole, le ha spiegate già.
Poi mi sembra che volesse ancora spiegare meglio. Si presenta questa cifra come una sorta, diciamo, di una cifra straordinaria. Questa cifra innanzitutto è la spesa di 4 anni di un grande partito nazionale che aveva moltissime spese come avevano tutti gli altri partiti e meno probabilmente di partiti di opposizione. E quello era il fabbisogno, probabilmente solo parte di quello, il fabbisogno aggiuntivo di un grande partito nazionale che concorreva alla stabilità politica del Paese e allo sviluppo di una miriade di attività democratiche. Lo dico perché non si può criminalizzare tutto, non si può criminalizzare neppure ciò che è avvenuto talvolta in modo irregolare o in violazione di una legge fondamentalmente ipocrita che tutti violavano, e cioè la legge sul finanziamento dei partiti. Le risulta se vera conoscenza tra Cusani e Balsamo? Io credo che Cusani Balsamo lo conoscesse, credo. Sta di fatto che Cusani non è mai stato un fiduciario del Partito Socialista. Aveva la veste, anche in sede professionale, diciamo, aveva la veste di un consulente molto legato alla famiglia Ferruzzi. Faccio un esempio, insomma, se Gardini mi chiedeva un appuntamento, magari la mia segretaria lo fissava con Cusani e Cusani lo accompagnava, no? E si presentava come una sorta di consulente del Gardini. Ecco, noi questo ci interessava sapere, cioè lei ha avuto modo di conoscere, frequentare Cusani? Sì, frequentare no, io l'ho conosciuto quando era già un professionista affermato. Amici comuni me lo hanno presentato e amici comuni lo conoscevano prima e lo conoscevano bene. Lei ricorda che nel settembre del 90, se nel settembre del 90 vi fu una riunione in cui partecipò Martelli, credo Cristofori ed altri del Consiglio di Gabinetto, credo del Consiglio dei Ministri, in cui qualcuno qui, come dice l'avvocato Spazzale, voci processuali, ci ha riferito che lei si è molto lamentato del fatto che Gardini voleva la chimica per sé e ha usato anche qualche parola pesante nei confronti di Gardini. No, ho visto che mi hanno attribuito, no, io devo dire la verità, io con Gardini io ho avuto un rapporto di amicizia, nel senso che a un certo punto mi chiese anche di darmi del tu, insomma avevo un rapporto di amicizia, non lo frequentavo, ma insomma avevo un rapporto di amicizia e più di una volta lui mi venne a parlare della sua attività, dei suoi programmi, dell'avvenire strategico, delle sue idee, eccetera. Io mi sono trovato poi a valutare la sua attività e mi sono trovato in dissenso più di una volta, semplicemente un dissenso di convinzione. La prima quando diede la scalata alla Montedison e la seconda quando avviò la scalata all'Enimont. Mi viene attribuito che l'ho definito un prepotente. Quell'azione, diciamo, che fu condotta nei confronti della parte pubblica dell'Enimont, fu un'azione abbastanza prepotente. Lei ha contribuito all'interno delle decisioni del governo o degli esponenti che poi rappresentavano il Partito Socialista al governo a trovare una soluzione che di fatto escludesse Gardini dalla corsa Enimont, cioè a dire qui deve comprare l'Eni a qualsiasi costo. Allora, io non mi sono mai direttamente occupato della vicenda Enimont salvo per affermare la necessità che la parte pubblica non piegasse la testa e che quindi posta di fronte a scegliere che la parte pubblica comprasse. Questa è sempre stata la mia opinione, era del resto l'opinione della grande maggioranza del Parlamento, credo di una parte importante della maggioranza di governo, e dell'opposizione comunista. Nessuno si è mai peritato di venirmi a chiedere la mia opinione. Ecco, proprio questo, lei conosceva, mi sembra che
ci hanno riferito, voci processuali, che c'era un ottimo rapporto tra lei e Cagliari. Sì, Cagliari era una persona che stimavo e che in quel periodo Cagliari non è venuto mai a chiedere consiglio a lei? No, Cagliari venne da me a un certo punto perché si trovava protestava, certo protestando con me non risolveva nessun problema, protestava perché l'ENI si vedeva, diciamo, scoraggiate le sue iniziative giudiziarie di difesa. E voglio solo ricordare che in quell'anno io mi sono dedicato interamente, ho dedicato gran parte del mio lavoro a una missione internazionale e nel 90 io ho visitato 22 capitali europee, quindi non c'ero quasi mai. E non ho seguito, è l'anno del tormentone Eni Monti, in cui si svolge tutta questa tormentosa vicenda, io non ci sono quasi mai e nessuno ha chiesto, se è peritato di chiedere il mio parere, né io sono intervenuto a far decidere qualche cosa, salvo esprimere questa opinione che non potevo non esprimere, e cioè dire sulla necessità che la parte... Un paio di ore fa è venuto qui Locatelli, sì, e ci ha riferito di essere stato la cassaforte di Cagliari, nel senso ci ha riferito che lui in Svizzera aveva un conto, la disponibilità di un conto dove Cagliari faceva arrivare dei soldi, e ci ha detto, perché Cagliari mi ha detto che questi soldi servivano per potersi riaccreditare con il sistema politico per essere rieletto. Lei che conosceva Cagliari, ne ha mai sentito parlare di queste storie a Cagliari? No. Perché poi a domanda Locatelli dice ma chi è Cagliari rispetto al mondo politico? Chi è il suo referente politico? Lui ci dice conosceva molte persone, certamente nel nostro ambiente si sapeva che faceva riferimento anche all'onorevole Craxi. Correggetemi se sbaglio. Questo ha detto. A vedere non c'era nemmeno l'anche. Anzi, sì, con molti, no, le dico questo perché le dico quali sono le voci processuali che arrivano sotto questa. Quindi voglio dire, fa capire, uno comincia a fare 2 più 2. Una versione che mi giunge completamente nuova, devo dire la ecco, verità. Cagliari è una candidatura che scaturisce praticamente dall'interno dell'ENI, come di un dirigente che aveva avuto particolare esperienza nella chimica e che aveva il consenso e otteneva un grande consenso nel management dell'ENI e la cui candidatura non avrebbe incontrato ostacoli di natura politica. In questo senso Cagliari diventa presidente dell'ENI e non in un altro. Senta, e quindi allora ricapitolando, se ho ben capito, il gruppo Ferruzzi Monte Edison versava dei contributi al partito, li versava anche in modo non conforme alla legge sul finanziamento dei partiti, li ha versate anche negli ultimi anni fino al 92. Si dice, nel capo di imputazione di cui poi si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Ne ha mai sentito parlare? 75. 75. Nel 90. E come non ne ho sentito parlare? Io leggo nella richiesta di autorizzazioni a procedere la testimonianza, la deposizione del dottor Sama, il quale spiega la ragione per la quale sarebbe stata messa a disposizione del Partito Socialista e mia la somma di 75 miliardi. E la ragione sarebbe la seguente, e ciò perché in quel periodo la figura del leader del PSI è molto carismatica e viene ritenuto opportuno tenerlo in particolare considerazione, specie in relazione alle posizioni di potere che lo stesso del suo partito si ritiene debba continuare ad aumentare nella scena politica italiana. E a questo titolo, e cioè come un omaggio al mio carisma politico, sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli e 200 volte quello dell'onorevole Lamalfa. Questa motivazione è assolutamente ridicola
e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi balla. E allora, lei ha mai saputo maxi balla vuol dire che qualcuno se l'è presi per strada? Siccome, no, voglio dire questo. Non è mai esistita, non aveva ragione di esistere. Non aveva ragione di esistere. Attenzione. Sicuramente è esistita nella provvista, perché abbiamo le prove documentali. Ora, sicuramente, per come ci dicono le voci processuali, è passato anche per le mani di Cusani, nel senso che li ha tenuti in nome e per conto di qualcuno. Ora, è vero che molti sono venuti qua e ci hanno detto che hanno dato 100 e chi l'ha riscossa ha detto 50, ma che se ne sia persi 75 per strada è un po' un problema. Vabbè, comunque... Voglio dire, la domanda è questa: lei l'ha mai detto, l'onorevole Balsamo, queste contribuzioni anche della Ferruzzi Montedison, di quanto potevano essere pressappoco? O comunque lei ne ha un'idea? Escludo che si tratti di cifre di questa entità che sì, mi ma sembrano... voglio dire, decine di milioni, centinaia di milioni, qualche miliardo. Io non sono in condizioni di dire con precisione quale sia stato il contributo, diciamo, fornito dalla Montedison. Perché Sama, la prima volta nel primo interrogatorio davanti a me, aveva detto circa 500-700 milioni, credo, e la seconda volta qui in un confronto ci ha detto 5-7 miliardi. Lei non lo sa, non ne ha idea. Sa che ne ha presi? No, non sono in condizione... No, devo dire, mi stupisco io, ma basta, non posso dire altro. Grazie. Penso che di un contributo di questa portata, probabilmente, l'onorevole Balsamo mi avrebbe pure informato, per chiedere di mandare un... Sì, ma voglio dire, visto che adesso di a tutti quelli che sono venuti qua hanno detto minimo qualche centinaia di milioni, ora se è qualcosa in più, se è qualche centinaio di milioni o se è qualche miliardo, era solo questo cercare di capire. Allora la domanda è: la Montedison Ferruzzi era un gruppo industriale che poteva darvi in occasione delle necessità elettorali, politiche, qualche miliardo? Lo ha fatto ripetute volte, Okay, anche grazie. in passato. Grazie. Va bene. Parte civile? Non ha domande? La difesa? Sì, grazie. Aveva bisogno? No, ero solo in cerca di acqua. Ah, non so se abbiamo... Ah, ecco. È acqua della provenienza della... Acqua della procura e l'acqua più pura. Lei, onorevole, ha detto poc'anzi che nell'ordinario sistema di raccolti di fondi per le organizzazioni di partito vi erano contributi che venivano da imprenditori, da società, da cooperative, ma ha aggiunto anche da enti. Anche attraverso questi enti economici pubblici provenivano ai partiti delle contribuzioni? Io credo di sì. Io ho avuto una strana sensazione durante il corso di questo procedimento che posso lapidariamente così esprimere. Grandi enti, grandi guadagni, e cioè che c'era un drenaggio di denaro che proveniva dalle singole attuazioni di affari o di problemi, o commesse, acquisti, vendite, che quasi sempre si verifica che effettivamente può darsi che questi punta dirigente funzioni da collettore anche per i partiti, ma è abbastanza affamata per trattenersi delle quote. È soltanto un'impressione sbagliata? No, lei corrisponde? No, io penso appunto questo, che ai partiti poi spettava, in molti casi i partiti si dava una parte al partito, un contributo al partito, un obolo al partito, ma tutto questo stava al di sopra come derivazione magari di un traffico con il quale il partito non aveva rapporto e che però si svolgeva nell'ambito manageriale. Qualche cosa da questo punto di vista l'abbiamo saputo per quanto riguarda la Democrazia Cristiana nel caso che interessa di più noi, cioè nel caso Enimont, interpolando ma non falsando alcune dichiarazioni rese per esempio dall'ingegner Grotti, che era membro della giunta Eni,
Abbiamo appreso come egli abbia ricevuto dei danari. Ingegner Grotti dice: mi sono stati dati dei danari, io li ho presi per conto della Democrazia Cristiana, non li ho dati subito, li ho dati in parte successivamente, mi ripromettevo di far pervenire il salto alla Democrazia Cristiana. È possibile che sia capitato qualcosa di analogo anche per dirigenti Eni in questo caso, in qualche modo collegati con l'area socialista? Mi permetta di risponderle con un ragionamento generale. Cioè, le illegalità producono illegalità. All'ombra di qualche cosa che è illegale proliferano illegalità e corruttela. Se c'è un capitolo oscuro del finanziamento, a un certo momento sfugge al controllo di tutti, e sfuggiva al controllo anche dell'amministratore del partito, magari in nome del quale venivano fatte determinate cose. Quante volte si è usato il mio nome, o si è speso il mio nome, come capisco, o si è venduto il mio nome? Quante volte? Me l'ha detto, dice, me l'ha detto, sono appena uscito, dice, dal suo ufficio, l'ho visto ieri sera a cena, dice, Bettino mi ha detto di fare così, non era vero. Balsamo ha detto di fare così, non era vero. E quindi le illegalità producono illegalità, e così hanno fatto, e così è avvenuto, ed è la parte, diciamo, più penosa di questo aspetto del sistema di finanziamento illegale del sistema politico dei partiti. All'interno del gruppo dirigente Eni, qui è come le matriosche, no? Tutti quanti rinviano ad una bambola più grande. C'è la piccola bambola Eni, in cui non riusciamo bene a destricarci sui comportamenti di ciascun membro, c'è la bambola più grande che è quella dei partiti e c'è la bambolona gigantesca che è quella del governo che copre tutto. Chissà chi ha preso quale decisione per conto di chi, ancora la questione non è perfettamente chiara. Vediamo la bambolina più piccola. L'ente economico pubblico Eni aveva una giunta caratterizzata da alcuni membri, credo, nessuno li cita perché dovevano valere, mi scusi, sa come il 2 di coppe, perché probabilmente non contava a nulla, ma aveva come presidente Cagliari, di cui lei ci ha detto quello che sapeva e come è stato nominato. Aveva però un altro influente membro, io le chiederei di che area era, ed era Sernia. Sa di che area fosse Sernia? Guardi, io non sono mai stato un democristianologo, quindi se lei mi chiede no, ma di partito, non sono in condizione di... di partito, non di sottocorrente. Di area democristiana. Area democristiana. C'era un altro membro influente che troviamo costantemente in tutte le operazioni decisive della vicenda Enimont, per funzione, non perché si intrufolava, per funzione. Aveva un carico di funzioni straordinariamente elevato e grave, che era l'ingegner Bernabé. Ne dice qualche cosa questo nome? Non è il presidente dell'ENI? L'attuale presidente dell'ENI. Allora, le dico subito, innanzitutto per quanto riguarda Sernia. Io Sernia l'ho incontrato una sola volta nella mia vita, nel senso che chiese di essere ricevuto, si presentò praticamente come un grande difensore della chimica pubblica, e che bisognava, eccetera, e che mi informava di questo stato pericoloso di cose. Quindi quella è la sola volta nella mia vita incontro Sernia. Invece Bernabé io non l'ho mai conosciuto, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, né quando era un dirigente dell'ENI, né dopo che ne è diventato il presidente, quindi non le saprei dire. Nemmeno con riferimento all'area? No, il riferimento all'area, all'area adesso io come si definisce l'area non lo so, insomma, Bernabé sento dire che era considerato di area socialista, divenne presidente dell'ENI, io ero ancora segretario del partito, non mi fece neppure, diciamo, un cenno di cortese saluto, quindi non so bene in che area stesse, so che aveva dei buoni rapporti e degli eccellenti rapporti con l'onorevole Amato, questo sì, nel senso che l'onorevole Amato che aveva di lui grande stima e grande fiducia. Io non l'ho mai conosciuto in vita mia. Alcune persone che abbiamo già sentito ci dicono che in sostanza per quanto riguarda la mano pubblica funzionava non la banda dei 4 che era un altro genere di banda, ma la banda dei 3
Cagliari, Bernabé, Sernia, che però Cagliari si trovava in uno stato di difficoltà, non dico di minoranza, ma quasi, o di imbarazzo. Al punto tale, voce che abbiamo sentito poco prima di lei, seduto su quella sedia, cioè il dottor Locatelli, che Cagliari, per iniziare le sue iniziative, si rivolgeva quasi segretamente a Locatelli e ad altri per non far trapelare né all'interno della bambolina Eni, né in quella dei partiti bambola più grosso, tantomeno quella di governo, che genere di iniziativa voleva prendere contro Montedison e per fermare Montedison. Di tutta questa tramene di tipo boiardico, ne sa qualche cosa? Non è mai saputo niente? Ha ricevuto lamentele, comunicazioni, informazioni? Non sa niente lei? Non ne sa niente. Lei sa anche che viene attribuito, forse l'avrà letto nella sua autorizzazione, la richiesta di autorizzazione a procedere. Guardi che io non ero né ministro delle partecipazioni statali, né un dirigente dell'ENI, né un collaboratore dell'ENI, né un consulente purtroppo, dell'ENI. onorevole Craxi, purtroppo lei ha indicato... Al quale se tutti i presidenti degli enti, i vicepresidenti, i ministri, i sottosegretari, eccetera, mi fossero venuti ad esporre le loro difficoltà nell'ambito delle loro, delle loro aree decisionali, io non avrei potuto dormire né di giorno né di notte. Le dico questo, onorevole, perché c'è un altro personaggio che emerge sempre in questa vicenda e che le viene accreditato. L'avvocato Palladino è quello che poi diventerà il custode delle azioni Enimont. Che cosa c'è da dire dell'avvocato Palladino? Era veramente di area socialista? Si riferiva a lei? Ne ha riferito qualcosa? Veleni si intrecciano... C'è da dire che l'ha fatta grossa. Sia un pochino meno icastico. È così, che c'è da dire che ne ha fatta una grossa, appunto, e basta, poi che devo dire d'altro? Mi dice che c'è da dire, io le dico quello che penso. Che notizie lei ha realmente avuto rispetto alle tensioni che si erano create in Enimont? No, allora, innanzitutto, quello che io vedo è che in quella vicenda, sulla quale poi ho approfondito diversi aspetti, leggendo carte, leggendo dati, le decisioni furono tutte prese nell'ambito societario e governativo, e questo deve essere tenuto presente. Quindi coloro i quali decidono di come affrontare la crisi Enimont sono coloro i quali siedono nel governo e nelle società. La mia posizione è la posizione di uno che osservava e non poteva fare nulla, se non di esprimere la propria opinione, ma siccome mi avevano convinto che era importante la joint venture pubblica-privata, che era una grande impresa, perché la chimica italiana aveva bisogno di raccogliere le sue forze, perché bisognava far fronte ai grandi colossi della chimica mondiale e che quindi pubblico e privato dovevano essere capaci di convivere. Il fatto che si siano messi insieme e che subito dopo, naturalmente, si viene meno ai patti o comunque si entra in crisi, lo consideravo un fattore negativo e quindi io parteggiavo per la soluzione pubblica. Lei diceva appunto che i partiti potevano essere finanziati dagli imprenditori, dagli enti della società, dalle cooperative. Lei ha mai sentito nominare una cooperativa di cementieri di Ravenna? Ne sa qualcosa? Una cooperativa di cementieri, una cooperativa bianca, democristiana. Una cooperativa notissima, una cooperativa della Lega, della Lega delle Cooperative. Della Lega della Cooperative, in cui ci sono rappresentanti socialisti, ci sono anche altri, però... ma insomma, gran maggioranza comunista. Facciamo delle domande invece più importanti. Cosa vuol sapere delle cooperative? Non lo so. Le spiego. No, ma non c'è ragione, interessa anche al Tribunale, suppongo. C'è stata una questione intorno al come e il perché una società collegata al gruppo Montedison che si occupa di cementi, la Calcestruzzi, abbia a un certo punto unica mosca bianca fra tutto il panorama delle società del Montecatini, Edison, gruppo Peruzzi, pagato qualcheduno, si dice, che ha preso i denari per conto del PCPDS e non lo sappiamo ancora se questo è vero.
in questo capitolo della vicenda ci sono un sacco di pagine che sono ancora da scrivere e mi auguro che se l'azione della giustizia vuole essere obiettiva, queste pagine siano un giorno o l'altro scritte. Però stia per certo che il gruppo Ferruzzi e il gruppo Montedison, ma certamente il gruppo Ferruzzi, stia pur certo che di contributi al Partito Comunista ne hanno dati di sicuro. Senta, onorevole Guardi, qui adesso siamo venuti a un punto, diciamo, terminale delle mie domande. Qualche cosa di simile ho chiesto anche all'onorevole Forlani stamattina, non posso dire di essere rimasto molto soddisfatto delle risposte. Cercherò di accontentare. Poiché, come è evidente e noto, si è molto discusso in questi 2 anni del costo della politica. Cosa stava al primo posto? La politica o il denaro? Perché in definitiva, sa, l'opinione poi diffusa della gente comune pensa che stesse al primo posto il denaro e che la politica fosse scomparsa. Che cosa stava al primo posto e perché la politica costa? Cosa è avvenuto nella storia delle società umane, delle società politiche? E che molto spesso si sono mescolate. Ciò che era necessario per fare una guerra e ciò che era necessario per corrompere o per farsi corrompere. C'è una nobiltà della politica, di chi vi ha dedicato la vita e chi ha vissuto all'interno di questa realtà in tutt'altro modo, o chi ha approfittato di questo. Ora non so quale sarà il futuro poi. Le realtà partitiche sono praticamente ormai non più in condizione di mantenere le loro strutture, quindi. Però non c'è dubbio che le risorse che noi abbiamo raccolto sono andate in gran parte, probabilmente ci saranno stati anche degli sprechi o delle spese inutili, probabilmente anche questo, andavano ad attività, a varie attività di natura politica, sociale, culturale, e la democrazia che si è venuta isterilendo nella vita dei partiti, anche degenerando. Come vivrà in futuro, mi domando io. E quindi questa politica aveva un costo che lungo la strada è venuto crescendo. Bastava guardare le campagne elettorali per rendersene conto. Perché non si fa una bella inchiesta su cosa si è speso nell'ultima campagna elettorale? Un bel accertamento preciso e rigoroso su cosa si è speso nelle campagne elettorali, su che cosa si spende, cosa hanno speso i candidati, che hanno fatto poi le dichiarazioni di fronte alla Camera, molte delle quali sono francamente risibili e false. E la politica costava ed era molto spesso si innescava una competizione, una corsa. Non li avete mai visti voi dei candidati che sono convinti di essere eletti e che nel corso della campagna elettorale pensano che spendendo di più o facendo quella determinata cosa, o facendo quel determinato numero di spot televisivi che magari costano centinaia di milioni, quello gli garantisce l'elezione? E quindi una corsa verso il denaro e quindi anche verso le compromissioni, anche verso i debiti, verso le compromissioni. E poi l'illegalità conduce illegalità. E le illegalità poi producono. Senta, ma ecco, tanto per capire qualche cosa, ma che cosa faceva la direzione centrale del PSI in ordine alle campagne elettorali? No, normalmente la direzione socialista nelle campagne elettorali produceva del materiale nazionale che veniva distribuito poi alle 100 e più federazioni, poi dava contributi alle organizzazioni locali, il candidato o otteneva un contributo dal partito o otteneva un contributo dall'organizzazione locale o otteneva contributi dai suoi sostenitori o da forme anche irregolari o faceva tutte e tre le cose.
Senta, lei ha detto, io l'ultima domanda che devo fare, devo tornare un attimo indietro. Lei ha detto poco fa, se l'è cavata con poco secondo me a proposito dell'avvocato Palladino, quando le ho chiesto che cosa me ne poteva dire e lei ha risposto, a quanto pare ha fatto una birbonata. Però ci sono voci processuali che... qualcosa di simile. No. Ah, l'ha fatta grossa. Poi di cosa si tratti non sta a me definirlo, i reati. No, le dico questo perché ci sono anche qua voci che dicono che l'avvocato Palladino, e lo dico molto brutalmente perché altrimenti non ne usciamo fuori, per diventare come diventò vicepresidente della Comit fosse stato sostenuto dal Partito Socialista a questo incarico e se ne sentiva in qualche modo tributario, in qualche modo collegato. E le risulta qualche cosa di simile? È vero, è falso? Sì, è vero che la sua candidatura, che lui stesso avanzò del resto, la sua candidatura fu accettata e fu praticamente sostenuta, nel senso che lui si presentò dicendo che era disponibile, che la sua candidatura non incontrava difficoltà, non avrebbe incontrato difficoltà, le sue relazioni eccetera anche nel Partito della Democrazia Cristiana, e quindi a un certo punto non era un posto di particolare rilevanza, era stato preceduto da un ottimo professionista come era stato l'avvocato Pesce, che poi è morto prematuramente e che non aveva nemmeno l'ufficio con quell'incarico, e quindi questa candidatura passò come una cosa di ordinaria amministrazione, per la verità. Un'altra domanda. Allora, la prima domanda riguarda i referenti politici all'interno degli enti pubblici economici. Grotti ha una domanda nel senso che tendeva ad accertare se lui era stato designato nel ruolo di consigliere dell'ENI perché già sapeva che doveva poi fare in modo di sovvenzionare le casse del partito, e si tratta della DC in questo caso. Risponde: io l'avevo già fatto anche precedentemente, quindi chiaramente non è una cosa che sia stata scritta o definita, ma certamente nell'ipocrisia del momento certamente non si diceva anche questo, però diciamo nella prassi era così. Lei conferma questa prassi? Credo dai tempi di Mattei. Allora, la domanda è questa: all'interno dell'ENI chi era il referente del Partito Socialista che aveva questo compito? No, il compito vero e proprio non credo che non ci fosse il compito vero e proprio, al di fuori dell'ipocrisia, o il dovere vero e proprio. Sì. No, io credo che l'ENI, anzi sono certo che l'ENI ha trovato il modo di dare dei contributi all'amministrazione del partito, però esattamente poi come questo sia avvenuto io non glielo posso dire. Non c'era questo referente specifico? No, questo no. Credo che il presidente dell'ENI, ci risulta da altre parti che abbia favorito, diciamo, in qualche modo la possibilità di dare dei contributi al partito. E Larini e Pacini Battaglia? Sì, Larini viene chiamato per la prima volta, diciamo, ad un incarico delicato, che fu quello, essendo persona conosciuta perché era cresciuto da giovane nel partito, e quindi fu chiamato per la prima volta per un incarico delicato, da quello che riguardava il conto protezione, che è una vicenda che tutti conoscono, che riguarda, è una vicenda di 15 anni fa, ma è tuttavia una vicenda appunto nella quale lui ebbe un incarico, e successivamente ebbe un incarico che riguardava, dall'amministrazione, che riguardava la metropolitana milanese, e in questa raccolta dei fondi della metropolitana milanese lui praticamente si presentò come fiduciario e rappresentante dell'amministrazione del partito, quindi aveva un incarico di fiducia. Non le risulta che Larini abbia avuto anche abbia svolto qualche attività relativa all'Enimont? All'Enimont non saprei proprio dire, non vedo come. Vuole dire ruolo all'ENI, ruolo di fatto, se avesse qualche ruolo all'ENI. No, lui, persona capace e influente all'interno dell'ENI. Perché stamattina Larini era certamente molto amico di Cagliari,
fu nominato in un certo periodo anche in un consiglio di amministrazione di una società che non ricordo quale sia esattamente, del gruppo Eni. Certamente aveva un rapporto di questo tipo, ma non aveva un rapporto fiduciario dell'amministrazione in relazione all'Eni, questo non mi risulta. Sì, infatti non abbiamo qui la registrazione, però ci siamo appuntati che la Rini aveva offerto 500 storici milioni con Pacini ed era uomo di Craxi in Eni. Adesso questi È un'espressione di erano tutti Locatelli. uomini, erano tutti uomini. Fa parte di quelle voci di cui parlavo. Senta, l'ultima domanda invece riguardava i rapporti con Cusani. Qui si è fatto riferimento da parte di Garofano e Sama a lei e a Martelli come persone indicate da Cusani, come persone che Cusani avrebbe dovuto contattare direttamente. Ho sentito nelle trasmissioni che riguardano queste udienze che il rapporto tra Sama e Martelli era fraterno. Dice che Guardi che mi ha però detto qui, tu sei mio fratello. sì, guardi che che qui stiamo bisognava- in un'epoca in cui siamo nel 91, sembra che la fraternità si coagula nel 92. Si vede che allora erano solo Vabbè, cugini. lei risponde in I questo modo. rapporti qui. con l'amministrazione del Partito Socialista di questi gruppi, Ferruzzi e Montedison, risalgono a molto tempo addietro, a molti anni addietro. Non è una cosa nuova. E chi li teneva allora? È una cosa nuova. Adesso io questo non glielo posso dire con gli amministratori, trattavano con gli amministratori. Allora era Gardini. Ma ho già ricordato in qualche memoria un imprenditore importante, no, che incontra un uomo politico, almeno per quanto riguarda me. Loro desideravano con me parlare di politica, espormi le loro idee, espormi le loro strategie industriali, oppormi un grande problema importante, ma non si permettevano con me, perché ritenevano che fosse una sfera diversa, di parlarmi, dice darò un contributo al suo partito. Beh, insomma, non lo facevano, anche perché in questo caso specifico l'avevano sempre dati e quindi io consideravo, veniva considerata una cosa Sì, ma probabilmente la domanda specifica era se Cusani aveva una funzione in questa Io in questa penso che direzione. avesse il rapporto diretto. Balsamo si recava nell'ufficio di Sama a Roma. Senta, Cusani a Milano aveva una certa influenza, una certa importanza. Martelli lo ha definito come un membro influente della comunità degli affari di Milano e appunto in questa sua veste conosceva e frequentava lei. Conferma questa dichiarazione? Io innanzitutto non faccio parte della comunità degli affari e non c'avevo No, sono due le affari da cose, che sbrigare. conosceva e frequentava lei ed era anche Io ho già detto, ho conosciuto Cusani, che era amico di amici comuni quando era già un professionista affermato. E si è presentato a me, lo ripeto, professionalmente principalmente nella veste di consulente di fiducia del gruppo Gardini e della famiglia, del gruppo Gardini, del gruppo Ferruzzi e della famiglia Ferruzzi. Se lei ha conoscenza e comunque ci spieghi i rapporti con Giallombardo, sì, i rapporti diciamo tra lei e Giallombardo e i rapporti con Cusani e Giallombardo. Allora, Giallombardo è stato per credo 10 anni, per più di 2 mandati, segretario del generale dell'Unione dei Partiti Socialisti Europei. Era un funzionario dirigente del Parlamento Europeo, residente da 30 anni a Lussemburgo, dove ancora detiene la famiglia. Quando lasciò la carica di segretario generale dell'Unione dei Partiti Socialisti Europei o si mise in aspettativa o uscì dal quadro dirigenziale del Parlamento Europeo, lui in parte collaborò con me
mettendomi a disposizione la sua grandissima esperienza, diciamo, internazionale, le sue relazioni internazionali, la conoscenza che aveva, le avevo anch'io, ma insomma lui ne aveva a sua volta, e dall'altra cercò di avviare delle attività sue, delle attività professionali sue, e avevano emesso una società la quale si proponeva di sviluppare delle attività, di andare ad esplorare l'est europeo. Questa era sostanzialmente la sua idea professionale privata. Gian Lombardo si trova oggi in uno stato di latitanza, io cerco e ho fatto in modo, l'ho dichiarato pubblicamente e lo dichiarerò ancora, di fare in modo che questa latitanza cessi il più presto possibile, perché possa venire a mettersi a disposizione dell'autorità giudiziaria e dare tutte le risposte e le chiarificazioni che gli verranno richieste circa le sue condotte e i comportamenti che ha adottato in varie circostanze. E i rapporti con Cusani? Lui aveva conoscenza con Cusani, non so esattamente, credo che anche in questa società ci fosse anche una presenza di Cusani. Altro, avvocato? Sì, un'ultima cosa, tanto per non perdere qualsiasi possibilità. Lei ha dato una descrizione dei suoi rapporti con Cusani e così via, ma dato che è sempre latente la possibilità che Cusani potesse essere il suo uomo di fiducia per la gestione del suo patrimonio personale, gli ha dato mai consigli in questo senso? Capisce il senso? Perché si è detto di tutto intorno a questo rapporto. Io spero che siccome sono indagato, spero che si arriverà rapidamente ad accertare la mia situazione patrimoniale, alla quale si dedurrà che io non avevo bisogno né di consulenti né di amministratori. Perché era una cosa semplice. Sì, io spero che si arrivi rapidamente ad accertare la mia situazione, così cadranno tante cose che vengono fatte circolare nella città dove sono nato, dove tutti hanno visto dove sono vissuto e dove tutti dovrebbero conoscere bene la mia vita, le mie attività, dove sono e dove non sono. Mentre vengono fatte circolare nella mia città una serie di cose assolutamente assurde. Spero che venga fatto un bel accertamento rigoroso, preciso. Io me ne sto zitto su questo punto perché aspetto che sia definito l'accertamento e così non glielo chiedo. Si capirà che non avevo bisogno né di consulenti né di amministratori. No, glielo chiedo anche perché c'è una questione che torna continuamente nel processo, ma torna veramente al di là delle parole di Garofalo e Sama ricordate dal Tribunale. Ci dica una volta per tutte che genere di rapporti lei ha intrattenuto con Cusani. Professionale mi pare capito no. Insomma, cos'era? Una persona amabile? Ma ci dica qualcosa di più. Tutti sanno che io ero amico di Cusani. Appunto. Però le frequentazioni abituali sono un'altra cosa. Io ero amico di Cusani, no? Da tempo, no? E tra amici si parla di tante cose. Professionalmente io l'ho sempre trovato una persona molto seria, perché le vicende del gruppo Ferruzzi o i misteri della famiglia Ferruzzi o i problemi eccetera a me non me ne ha mai parlato e si è comportato sempre con grande correttezza verso i suoi clienti ed amici se tali erano. Quindi e noi avevamo dei rapporti come si hanno tra persone che si conoscono e sono amiche, e tra l'altro, benché lui provenisse da esperienze tutt'affatto diverse, no? Perché quando voi eravate giovani rivoluzionari io ero già allora moderato, no? Quindi veniva da esperienze tutt'altro diverse, moderato per modo di dire. Saltiamo disgraziatamente, no? Delle generazioni, stiamo saltando delle generazioni. Io sono uno che non crede solo nelle rivoluzioni che non onorevole, si fanno. Onorevole, abbia pazienza, io tutti questi che passano qua sulla pedana mi pare di averli conosciuti tutti, e naturalmente ci siamo anche conosciuti, e soltanto che adesso mi sono accorto che sono invecchiato. Quindi quella di Cusani non era la mia generazione. Vabbè, insomma, io vi considero più giovani di me, insomma, eravate tutti rivoluzionari di rivoluzioni che non sono state fatte, come non mi piacciono i rivoluzionari finti delle rivoluzioni finte. Quindi il problema è che la disgrazia è stata anche è che il riformismo non è passato. Non è, e quindi non era, e tuttavia era però vicino, lui si avvicinò al partito. Insomma, si considerava una delle persone, certamente un elettore, quindi si aveva un rapporto che poi probabilmente insomma, non passavo la domenica con lui, no? Ma lui conosceva per esempio i miei familiari, quindi c'era un rapporto di questo tipo. No? Vabbè, mi sembra che è stato sufficientemente chiaro.
Può andare. Molte grazie, Presidente. Credo che data l'ora tarda si possa uscire anche di là, non c'è in giro nessuno. Io ho perso nessuno. Non è che Buongiorno. Buongiorno. Allora, Cusani ancora rinunziante. Oggi era fissato l'esame per Cusani. Il pubblico ministero vuole produrre gli interrogatori? Appena magari fra mezz'oretta arriva. No? Va bene, allora vediamo dopo. Vediamo dopo. Allora riprendiamo Locatelli che era in fase di controesame. Grazie. Don Locatelli, lei ha riferito alla scorsa udienza di essersi occupato con una certa continuità, anzi con assiduità della Tigenta Enimont almeno a partire dal gennaio 90. La prima osservazione che lei ha fatto, e che devo dirle per quello che può valere il mio giudizio, condivido, è che il contratto in generale che ha posto alla base della joint venture e i patti parasociali erano in realtà abbastanza indifendibili. Però lei ha aggiunto qualche cosa di grande interesse ieri. Lei ha detto che in questa indifendibilità del patto, questa incertezza di una serie di clausole, erano in realtà il prodotto di un disegno prestabilito. Sembrerebbe quasi un disegno che favorisce la parte privata. Allora le chiedo, un disegno di chi? Di Eni? Di un gruppo di partiti o del governo? Ma guardi, qui volevo fare una premessa, qui sono mie considerazioni, non sono né fatti a cui ne ho assistito, perché non vorrei prendermi delle calunnie, non ho né assistito. Considerazioni che si ha dei dati che avvallano queste sue considerazioni. Le mie considerazioni sono queste, che allora, il disegno prestabilito era praticamente, a mio avviso, io non so se favorire o non favorire, ma era fatto così indifendibile questo patto che mirava, a mio avviso, a privatizzare praticamente ma questo capisce, lei rende una dichiarazione che io per esempio posso anche condividere, ma che è assai interessante. Cioè lei è stato in rapporti diretti con non dico con la struttura dell'Eni, ma con Cagliari certamente sì, e quando fa queste osservazioni, sono osservazioni molto preziose. Noi dobbiamo capire per quale ragione e come si è mosso il sistema, come si usa dire dei partiti, il governo, lo Stato, l'Eni, in ordine alla previsione futura che questo settore del polo chimico venisse privatizzato, perché guardi che ci sono invece voci assolutamente contrarie che tendono a dire che invece la mano pubblica sul polo chimico doveva essere mantenuta a tutti i costi. Allora vogliamo capirci bene. Io ho premesso che non ho mai avuto nessun rapporto di nessun tipo con i politici, però ho detto l'altra volta e confermo oggi che non è che ci sia un governo e una forza politica. Il contratto Enimont è passato attraverso più governi, più forze politiche, più uomini che magari avevano di idee diverse o il governo da quello che il contratto si forma sotto il governo De Mita, il divorzio sotto il governo Andreotti. I ministri di partecipazione statale che si occupano attivamente di queste questioni sono Fracanzani e Piga. Ma che l'ha fatto non è stato Fracanzani. Io ricordo che ce n'era un altro. Tant'è vero che avevo notato che erano passati 3 ministri. Sì, perché Fracanzani non si sarebbe fatto sfuggire la mano pubblica. Come? E chi era allora? Credo che fosse Granelli. Senta, ma si ricorda in questo proposito, in questo contesto, se Cagliari gliel'ha mai riferito, quale fosse l'atteggiamento delle forze di governo a proposito della soluzione di questo joint venture? E non tanto sul punto spolettare l'iniziativa di Gardini che vuole estromettere l'Eni, costringere, quindi non tanto sul fatto di costringere Gardini al patto del cowboy, ma piuttosto quali fossero le opzioni, se era da parte del pubblico interesse riacquistare la posizione privata o no. Lei, Cagliari, gliel'ha mai comunicato questa cosa? Guardi, ripeto, qui bisogna chiarire bene il mio ruolo, perché sennò
Sotto un profilo tecnico è inaccettabile secondo me sentir dire Gardini spogliato. Cioè Gardini era lui che ha tentato sempre di spogliare tutti, contravvenendo ai patti dall'inizio alla fine. Quindi la reazione dell'ENI praticamente è sempre stata durissima su un piano giudiziario, vorrei dire su un piano praticamente tecnico. E quindi la funzione di Cagliari, che era più da un suo punto di vista personale, non come presidente dell'ENI, era molto più contento, questo mi disse, che Gardini si pigliasse tutto, si pigliasse la chimica, comandasse, perché praticamente sapeva, forse essendo chimico, evidentemente le problematiche della chimica, che poi il governo, ripeto, ritorno alla domanda dell'altra volta, non si può parlare di un unico governo, forse, ma è una mia interpretazione personale, i governi che si sono succeduti hanno avuto opinioni diverse. Sì, ma nel nostro paese i governi sono degli ectoplasmi, l'abbiamo capito, tutti quelli che sono venuti qua ce lo dicono continuamente. In quel momento c'era un governo Andreotti, c'era un ministro delle partecipazioni statali. Le chiedo, lei ha detto che Cagliari in fin dei conti si dimostrava obbediente e necessariamente obbediente al volere politico del governo, se sapeva quale fosse l'opinione del governo per bocca di Cagliari. Senta, lei forse ha fatto più politica di me. Io non non c'entra la politica, qui un fatto pratico, caro dottor Locatelli. No, glielo spiego bene, sotto il profilo pratico, l'ho detto l'altra volta e glielo ripeto adesso. Io non ho mai trattato con loro e non so. Sul piano tattico, nel momento in cui è stato stabilito il patto del cowboy, il governo ha dato la scelta a Gardini, la risposta la voleva e gliel'ho data. Va bene, ha già risposto comunque Avvocato su questa domanda. Lei prima, durante il periodo di tempo di preparazione delle azioni giudiziarie contro Montedison, avverte, sollecita un contributo tecnico legale all'Avvocato Paladino? Sì, incontrai Paladino prima che intervenisse l'Avvocatura dello Stato, quindi certo, a metà ottobre, perché quando c'era l'Avvocatura dello Stato, mi disse praticamente che non si sentiva, mentre apprezzava molto l'idea di poter entrare a far parte degli avvocati dell'ENI, eccetera, avendo uno studio molto attrezzato sia a Milano che a Roma, così a sua detta, mi disse praticamente che non riteneva, visto il suo ruolo di vicepresidente Comi, di assumere un incarico contro praticamente un cliente importante. Allora, scusi, riassumo. Paladino era interessato a creare un rapporto professionale con lei? Risponda pure semplicemente sì o no, perché tanto qui le abbiamo capite le cose. No, con me direi che per aumentare le quantità di pratiche e il rapporto con l'ENI? No, Paladino aveva interesse praticamente, questo me lo disse apertamente, a creare un buon rapporto con l'ENI per avere delle pratiche dall'ENI. Tant'è che Paladino gli chiese anche se era possibile usare l'aereo navetta Milano-Roma a disposizione dell'ENI? Formato. No, direi che Paladino mi disse che, come usava in precedenza, quindi durante la presidenza Reviglio, mi disse che avrebbe chiesto, perché Paladino aveva un rapporto diretto molto buono con Cagliari, non bisogna dimenticare questo, non con me, vorrei dire, no. Quindi mi disse che avrebbe chiesto a Cagliari se poteva usare praticamente questa nave, siccome questa navetta è a disposizione solo dei consulenti dell'ENI, riteneva praticamente importante essere praticamente quello. Ed è vero o no, si può dire di Paladino, e lei questa era una sua opinione, che era persona politicamente molto ben introdotta? Era notorio essere amico di Craxi e di De Witt. E che era una persona che aveva anche rapporti importanti con il mondo giudiziario? Lui si accreditava come persona ben introdotta in tutti gli ambienti finanziari, politici e giudiziari. E lei avrebbe detto, anzi Cagliari avrebbe detto a lei, ebbene questi sono gli ordini, no? E avrebbe aggiunto Cagliari un po' a malincuore, essendo un esperto della chimica, ci toccherà alla fine riprendere Enimont. E perché ci toccherà riprendere Enimont? Magari invece Enimont veniva, oppure Cagliari le voleva dire. Le cose sono state organizzate in modo tale che certamente Enimont vende? No? Riferisco a quello che ho detto l'altra volta. Cagliari mi disse, questi sono gli ordini, bisogna andare avanti nella procedura, praticamente, temo, mi disse praticamente, che ci dovremmo riprendere la chimica. Lei, sia in fase di indagini preliminari che anche l'altra udienza, parlando di una certa provvista che viene a formarsi in favore di Cagliari, Cagliari gli avrebbe detto che era necessaria per garantirgli la possibilità di essere rinominato presidente dell'ENI. È così?
Sì. Ora, effettivamente questa difficoltà credo ci sarebbe stata pressoché insuperabile se Cagliari si fosse comportato in modo difforme da una volontà politica, di governo e di rapporto con gli altri consiglieri ENI, cioè non c'era denaro che tenesse. Se avesse fatto degli scherzi al governo e ai partiti... Credo di non dire niente di nuovo dicendo che i presidenti degli enti allora, adesso sarà cambiato forse, no? Ubbidivano evidentemente alle istruzioni. Il solo fatto, pensate che Cagliari durante la sua gestione c'è stato un momento in cui disobbedendo gli è stato anche manifestato da Fracanzani, ricordo prima Fracanzani, l'idea che fosse tolto da Presidente dell'ENI, quindi ha risposto positivamente. Quindi ecco. Non c'è dubbio, adesso non c'erano soldi che tenevano. Invece se in realtà si è un pochino più malleabili, i soldi tengono lo stesso, sono comunque necessari, non basta essere malleabili, insomma. No, ecco, ma l'idea lì era proprio quella di gestirsi direttamente. Ecco sì, questo è importante, lei l'ha spiegato. Non voglio avere degli sponsor che domani mi dicano sono stato io tanti nominati. Ce n'erano tanti, mi veri e non invece veri. io da solo e ci penso io, questo è il punto, no? Esatto, Mi pare di aver capito. Ecco, ma insomma, chi doveva ingraziarsi? Chi erano i soggetti che potevano impedirgli? Direi che il mondo era diverso. Chi poteva ingraziarsi, secondo me le decisioni erano verticistiche sulla presidenza dell'ENI, no? Perché sulla presidenza non abbiamo mai parlato in dettaglio, comunque io penso che lui avesse un riferimento evidentemente di tipo non di basso livello, vorrei dire, no? Ecco, ma quando dice alto si può essere alti in varie situazioni, alti nei partiti, alti nelle sezioni amministrative della giunta, alti al governo. Nei partiti, secondo me. Nei partiti. Scusi, ancora un'ultima cosa, se per caso si ricorda, c'è stato qui qualcheduno, cioè esattamente il contraddittore di Cagliari, tanto per non far nomi, cioè Grotti, che ci ha detto una cosa de relato, quindi vale quello che vale, vale pochissimo, intendiamoci. Ci ha detto che il precedente presidente dell'ENI, Necci, gli avrebbe confidato che anche altri membri della struttura manageriale di ENI avrebbero percepito tangenti in occasione della chiusura della vicenda. Le dico anche, per evitare equivoci, che Necci ha smentito subito tutto minacciando querele a destra e manca, ma le dico anche, notizia che vale quello che vale, che abbiamo letto sui giornali, che invece una certa torta se l'era spartita ai tempi di Cragnotti. Quindi le sto domandando, le risulta in qualche modo che questa necessità di provvista per pagare terzi o per ripagarsi l'avessero avuto anche altri membri della Giunta? Non mi risulta assolutamente. Le risulta infine, e per ultimo, che nell'operazione finale di determinazione del prezzo sia intervenuto anche il futuro Presidente del Consiglio, all'inizio della vicenda Ministro del Bilancio, onorevole Giuliano Amato? Non so nulla sulla determinazione del prezzo e come si sia formato e chi è intervenuto. Non era la mia partita. Va bene. Abbiamo noi alcune domande da farle. Abbiamo sentito, lei ha detto che era rimasto meravigliato dalla nomina Palladino come custode. Conferma questo? Io direi che tutta l'opinione pubblica è rimasta... Ma mi interessa la sua Sì, è difficile distinguere. Lei dice che è stato meravigliato. Va bene, Palladino ci dice una cosa completamente diversa. Se vuole... Poi andiamo a prendere con precisione le dichiarazioni di Palladino, però la sostanza è questa, che lei non può meravigliarsi della nomina di Palladino perché addirittura lei stesso avrebbe consigliato questa azione di sondaggio nei confronti del dottor Curtò e avrebbe poi saputo che Curtò era disponibile per questa soluzione ed era anche disponibile a una nomina di Palladino a custode, quindi quando è arrivata la custodia, se fosse così ha ragione lei era a meravigliarsi della mia meraviglia. Le voglio dire, uno che non so cosa ha dichiarato Palladino perché evidentemente non me l'ha detto che cosa ha dichiarato, no? Quindi quello che ha dichiarato non lo so. Io le posso dire quello che ho dichiarato io e come sono andati i fatti, perché io gli ho chiesto se voleva parlare del collegio praticamente difensivo o non voleva farlo, senz'altro non abbiamo mai parlato di chi era praticamente sarebbe stato il sequestratario. L'ENI non chiedeva altro che il rispetto di un patto, quindi il sequestratario non mi sembra che avesse molto importanza. Lei capisce se le cose stanno, come dice Palladino, sono un po' diverse dalle sue, perché addirittura ci sarebbe proprio un concerto diretto a fermare queste azioni in un certo modo, proprio per paralizzare
l'azione che stava facendo Gardini, e quindi anche la nomina di Palladino era finalizzata a questo e lei ne era a conoscenza, ripeto, perché lei è l'autore del fermo, praticamente, l'ideatore. Io ho detto che cosa ho fatto e l'ho anche scritto praticamente, riconfermo la paternità. Quindi contesta le dichiarazioni di Palladino? Non so quali siano, se sono quelle senz'altro le contesto. Vuole che gliele legga, visto che non si fida della mia sintesi? No, se sono quelle le contesto sicuramente. Se sono quelle Ribadisco evidentemente quello che ho già dichiarato e ho detto. Senta, la vedova Cagliari ha detto che il conto svizzero intestato a lei, sul quale pare ci siano ancora adesso 8-9 miliardi, era un conto che gestiva lei insieme a suo marito, lei Locatelli, insieme a suo marito. No. Cioè lei ha detto che queste somme le versava sul conto della signora, poi non è più saputo nulla. Io non ho gestito nel conto, questo è verificabile in modo completamente chiaro, se no non c'era ragione di intestarlo praticamente alla moglie, e qui mi fermo. Non ho mai gestito il conto della signora Bruna Cagliari. Ma già che aveva un conto là, poteva anche interessarsene, non se n'è mai interessato. No, mai, non ho dato. Quindi quello che ci dice la moglie è... Non lo so quello che ha detto la moglie. Io dico per quanto riguarda che non ho mai gestito il conto della signora Bruna Cagliari. Anche detto, se no non c'era neanche motivo di intestarlo. La moglie ha anche detto che lei con suo marito facevate delle particolari operazioni su quel conto di non so, fusioni, mai fatto nessuno societari. Mai c'era fatto anche detto operazioni tipo Borsalino. Lei mai fatto nessuna operazione su quel conto praticamente che riguardano. Cos'è questa operazione Borsalino? L'operazione Borsalino è un'operazione della quale io professionalmente ho seguito, e Cagliari aveva una partecipazione, è una cosa italiana assolutamente regolare, eccetera. Ed è un'operazione che ha avuto uno sbocco su questi conti svizzeri? Nel modo più assoluto. Per quanto mi riguarda, che poi Cagliari abbia avuto degli sbocchi su quel conto non lo so, perché quel conto era intestato alla moglie, non a me. Sì, acquistavano società, però è strano che lei dica sì, è vero che io con Cagliari facevo queste operazioni che secondo lei sono completamente lecite, e poi viene fuori la vedova e dice c'era dell'illecito e lei non ne sappia nulla. Vabbè, senta... io le posso dire quello che so io, quello che ha detto la signora purtroppo non lo so. Ma io devo contestarle perché poi, certo, sa, qui siete tutti imputati di reato connesso, quindi... certo, potete dire il falso e a noi tocca sapere se è attendibile lei, la signora Cagliari. No, Presidente, il problema è questo, credo, adesso non per Palladino, che su delle dichiarazioni sono d'accordo che ci può essere delle contraddizioni, su dei conti io credo che ormai siano raccolti tutti i documenti e sia facile vedere chi aveva la disponibilità e chi non l'aveva, no? Va bene, grazie, può andare. Allora, chi introduciamo? Maresciallo Alfano, della Guardia di Finanza. Maresciallo Alfano, vuol chiamarlo? Sul punto ho il dovere di fare una precisazione, anche perché altrimenti non vorrei che certi interrogatori non si capiscano e si finiscano per scambiare oscuri progetti politici, quelli che sono lineari sviluppi investigativi. Sempre i politici. Cominciamo a prendere le generalità così poi... Allora, come si chiama? Il brigadiere Alfano Filippo. Deve leggere quella dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Stavo dicendo... I testi che introduciamo adesso, finora abbiamo sentito coloro che si assume, che l'accusa assume aver dato 100 lire e coloro che l'accusa assume aver ricevuto 100 lire. In realtà, come avete potuto vedere, rispetto a 100 lire date, hanno ammesso 50 lire di aver preso. D'ora in poi l'accusa cercherà di dimostrare qual è l'uso che se n'è fatto dell'altro denaro che non ancora viene indicato come preso dai percettori. Premesso questo, allora il brigadiere Alfano è chiediamolo a lui, così ce lo spiega lui esattamente chi è e cosa ha fatto. Lei dove fa servizio? Maresciallo per il brigadiere? Brigadiere. Lei dove fa servizio, brigadiere? Presso il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano. Ha svolto attività investigative con riferimento alla Montenso? Sì. Così, per sommi capi, di quale settore investigativo si è occupato? Dunque, recentemente mi sono occupato dell'esame dei rapporti intercorsi tra il gruppo Bonifacio e il gruppo Montedison,
con particolare riguardo al flusso finanziario dei CCT che Bonifaci ha dichiarato di aver consegnato a Cusani per le note vicende. Quale indagine avete sviluppato? Allora, quando il signor Bonifaci, l'imprenditore Bonifaci, aveva dichiarato di aver consegnato al dottor Cusani titoli di Stato per 140 miliardi circa, ci ha dato un elenco dei titoli, dei numeri identificativi di questi titoli. Allora ci si è recati abbiamo scritto alla Banca d'Italia, l'abbiamo interessata affinché rispondesse questi titoli chi è che li avesse portati all'incasso. La Banca d'Italia ha comunicato una serie di istituti di credito che si erano interessati, che avevano presentato all'incasso questi titoli, e poi ci si è recati presso ciascun istituto di credito a chiedere a sua volta da chi l'avesse ricevuto. Lei ha potuto accertare la maggior parte di queste somme dove sono stati portati per la monetizzazione? Sì, allora, fatta eccezione di 30-40 miliardi che sono andati al Ministro del Bilancio, al Ministro delle Partecipazioni Statali dell'epoca, Presidente e Vicepresidente dell'ENI e qualche altro personaggio, circa 92 miliardi, oltre 92 miliardi, sono stati posti all'incasso dallo IOR, Istituto Opere Religiose, che è la Banca del Vaticano, nota Banca del Vaticano. Con riferimento a questi CCT incassati presso lo IOR, sono state fatte indagini? Sì. Ma in particolare, essendo uno Stato estero, mi risulta che è stata fatta una commissione di rogatoria internazionale, mi risulta che c'è stata anche una risposta tramite il Ministero di Grazia e Giustizia. Le risulta esattamente quanto è pervenuto questa risposta? Recentemente, il 18 dicembre. Cioè sabato mattina? Sabato mattina. Ok. Può depositare la dichiarazione dello IOR di trasmissione di questo verbale? No, un attimo. Si tratta dell'esito di una rogatoria internazionale? Sì. Allora potremo vedere l'incarico della rogatoria, dopodiché si può rispondere alle domande. È quello a cui stiamo arrivando, è quello a cui stiamo arrivando. Mi sembra che io ho chiesto al teste, vuol farci vedere questi documenti? Cioè, vuol produrci questa rogatoria? No, mi pare che la richiesta del pubblico ministero era vuol farci vedere il risultato di questa rogatoria. No, la rogatoria. Mi sembra che la difesa il meccanismo della rogatoria internazionale è il seguente: la procura interessata lo chiede attraverso gli ordinari canali, la chiede, lo ottiene, lo Stato rogato risponde, restituisce attraverso gli stessi canali a chi? Alla Procura della Repubblica, non a un ufficiale di polizia giudiziaria. Il problema è arrivata una rogatoria. Lo abbiamo saputo perché ci ha detto che è arrivata una rogatoria. Adesso... Scusi, è arrivata una rogatoria, però non sappiamo che tipo di rogatoria. Cioè se non glielo fate dire, come ve lo fa a dire? Ma è lei che lo deve dire, signor Pubblico Ministero. Il titolare della rogatoria è lei, non l'ufficiale di polizia giudiziaria. Abbia pazienza. Io lo posso dire io o lo posso dire attraverso l'ufficiale di polizia giudiziaria? Questa è una cosa che decido io. No, non ci siamo proprio. Allora, io devo farvi sapere innanzitutto che è arrivata una rogatoria, dopodiché vi devo produrre la rogatoria. Se non ve lo dico, non ve lo posso produrre. Sì, ma questo a me sembra ovvio. Che sia arrivata la rogatoria l'abbiamo capita. E adesso vi stavo dicendo. La difesa sostiene in via preliminare acquisiamo la rogatoria. Che cosa sto dicendo io? Che cosa sto dicendo? Prima di rivolgersi a qualsiasi domanda. Ma guardi che la domanda che io ho chiesto a quel signore è dire semplicemente ha una copia della rogatoria, tutto qui. La difesa lo produca anch'io gli atti, non è questo il problema. Siccome ce l'ha in mani lui, io lo faccio comunque lui. Diciamo, non mi sembra. Questa è la questione dell'Anna Caprina. No, ma la questione invece no, è importante. Cioè, in altri termini sta così. Le rogatorie internazionali sono rapporti tra Stati. Se la rogatoria è accolta ed è esaurita, finiscono sul tavolo della stessa autorità giudiziaria erogante. Quindi lei, signor Pubblico Ministero, ha gli atti della rogatoria. La prima cosa da fare è rendersela nota a noi. Perché soltanto nella maniera in cui avremo possibilità di visionare questi atti sapremo se è acquisibile dal Tribunale, oppure la daremo al Tribunale e faremo le nostre eccezioni e osservazioni. A questo punto si aprirà il capitolo se altro soggetto diverso dell'autorità giudiziaria erogata può rispondere sul contenuto della rogatoria. Una cosa alla volta. Ci depositi questa rogatoria e ce la lasci vedere. Ci dia 6 minuti di tempo, la vediamo velocemente. E poi ne discutiamo. Sul tempo non ho problemi. 6 minuti. Se sono 6 minuti non ho problemi. L'eccezione è nessuna domanda sulla rogatoria. Sentiamo le carte al tatto oramai. Nessuna domanda al teste prima di capire
che cos'è questa rogatoria. Questa è la domanda che fa la difesa. Questa è mi l'eccezione. sembra che abbia perfettamente ragione. È l'eccezione che fa la difesa. Non è un'eccezione, è una richiesta. È una richiesta per Sì, forza, una perché le richiesta cose si che prelude sviluppano così. eventuali eccezioni di acquisibilità. Ma Mi sembra che siamo tutti dell'idea che allora, prima dicendo bisogna... tutti la stessa cosa. Abbiamo chiuso per Allora, sospendiamo un momento il suo esame, però pubblico ministero ora ce li ha gli atti qua della rogatoria. Certo. Qual è l'atto della rogatoria che devo vedere? Quello che ce l'ha, o quella che ce c'ha li lei? fa o vedere quello- così poi Per me è uguale. andiamo ad esaminare un momento alla difesa? Da quello che ho capito, la difesa non gli basta la copia, vuole l'originale. Diamo l'originale. No, ma si figuri se non credo che la coppia sia conforme all'originale. Ce l'ha Non qui? mi interessa niente. Ho mandato a prendere l'originale. Mi accontento anche della coppia, Sei perché mi contento fido della del pubblico Originale. ministero. Vabbè, e datemi l'originale. Abbia pazienza, 6 minuti. Tanto glielo lasciamo l'originale. Allora, al fine di andare oltre nelle domande al test, produco la rogatoria. Sono gli atti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che con lettera dell'11 dicembre 1993 a Presidente dello IORA Angelo Caloia ha così risposto: abbiamo esaminato documenti e sentito delle persone e siamo ora in grado di rispondere alle richieste della rogatoria. I titoli di cui all'allegato elenco alla suddetta domanda di rogatoria, con altri della stessa specie, ivi non elencati, perché appunto noi lo stavamo ancora cercando, risultano consegnati a questo istituto dal signor Luigi Bisignani. Da indagini approfondite si evidenziano i versamenti disposti con il controvalore su banche estere di cui all'allegato elenco. Un soggetto estero avente sede presso la Banca Internazionale di Lussemburgo, un altro avente sede presso la Banque LE di Ginevra e un altro avente sede presso la SBS di Chiasso. Questi è il risultato della rogatoria. Bene, sentiamo la difesa. Abbiamo esaminato la rogatoria, che è molto cortese nelle forme, ma sostanzialmente credo che corrisponda alle norme sulla rogatoria internazionale. E quindi non ci sono difficoltà da parte nostra che il fascicolo intero venga acquisito dal Tribunale. Mi pare però che la Città del Vaticano sia stata abbastanza elusiva per quanto riguarda l'istruttoria propriamente fatta. In altri termini si dice per l'appunto che sono state sentite alcune persone e sarebbe interessante sapere chi sia stato sentito. A chi lo dice? A me pare, ecco, no, ma vede che noi siamo, vede che ancora una volta siamo in sintonia. Chi è stato sentito e chi ha dato ragguagli di questa intera operazione. Quindi non ci sono interrogatori ulteriori, secondo me, dell'ufficiale di polizia giudiziaria citato oggi, perché il testo parla chiaro. Si tratta soltanto, forse l'unica domanda da domandargli, se l'elenco ulteriore della Città del Vaticano è un elenco di CCT che provengono dalla indicazione. E questa è una questione molto semplice. Per ora prendiamo atto che la difesa non si oppone No, alla produzione della rogatoria e credo che la parte civile sia anch'essa d'accordo. Proseguiamo l'esame del testo. Quindi allora, lei che ha esaminato, perché ha ricevuto da me anche lei una copia di questa rogatoria, la maggior parte della destinazione finale della provvista accumulata presso lo IOR è finito presso quale banca? Banca Internazionale del Lussemburgo. Ecco, allora cerchiamo di parlare un po' di questa banca. Come ho già accennato, sono diversi mesi che opero in questa vicenda e ho avuto modo di leggere decine di interrogatori e dichiarazioni varie. Allora, nell'assemblare alcune dichiarazioni rese da una serie di soggetti quali il Panzavolta, Lorenzo Panzavolta, Paolo Stafforini, un imprenditore di Voghera, o un altro Paolo Scaroni, ho avuto modo di rilevare che questi soggetti hanno dichiarato di avere in più occasioni versato somme di denaro destinate... Scusi, no. Il pubblico ufficiale si sta riferendo al contenuto delle dichiarazioni rese da coimputati. Questo non è ammissibile. No, non sono coimputati. No, non è possibile. Stavolta sì, gli altri non so se sono coimputati o se insomma, sono testi. no, testi o imputati che Caroni siano. e l'altro chi è? Stafforini. Sta fuori. Insomma, cerchiamo di capire bene.
o noi riceviamo in aula dalla viva voce dei dichiaranti. Noi non abbiamo queste indicazioni. L'avvocato, ho capito la sua eccezione, Insomma, però non si può riferire sul contenuto il problema è che qui il teste viene chiamato a rispondere sulle indagini che lui ha fatto e su questo è ammissibile. Lui ha detto che tra le sue indagini è stato quello di esaminare le dichiarazioni di queste. Naturalmente non possiamo tener conto di queste dichiarazioni se non sentiamo prima queste altre persone, però nel caso che queste altre persone divenissero irreperibili noi possiamo recuperare le dichiarazioni. Speriamo di no, poveretti. Insomma, sì, speriamo di no, vivi, però insomma. cominciamo a sentire quello che lui ha sentito, poi naturalmente non ne teniamo conto fin tanto che sarà poi eventualmente magari lui ci dà delle indicazioni di chi sa e poi come testi di riferimento li chiede. Lei dice che queste tre persone hanno parlato di questa banca. Hanno parlato nel senso che pagavano tangenti. Hanno accreditato somme di denaro destinate al Partito Socialista Italiano su un conto nella disponibilità di Mauro Giallombardo presso la Banca Internazionale del Lussemburgo. Ecco, ma chi è sto Mauro Giallombardo? Lo conosciamo benissimo. Allora, Mauro Giallombardo dovrebbe essere, sempre dalle indagini che ho svolto, il segretario particolare e comunque una persona di fiducia dell'onorevole Craxi. Uomo di fiducia di Craxi, Sì. Ha dei riferimenti precisi per dire che Giallombardo è Craxi. Guardi, ci sono decine di interrogatori in tal senso, cioè dalle indagini... Ci può dire i nomi? Certo, De Toma, Bartolomeo De Toma, l'imprenditore, Ivo Braglia, un certo Di Capua, e Arlati, Roberto. Arlati, il poliziotto. Poi ha detto lo stesso Stafforini, Scaroni e Lo Panzavolta. stesso Stafforini, Scaroni, Panzavolta e il commercialista Araldi. Poi guardi, ce ne sono sicuramente altri, adesso non me Vabbè, ma già alcuni Ecco, ci ma hanno voglio detto dire, lei ne qualcosa. ricorda tanto Di per questi, riferimento, ricorda in particolare, per esempio lei ha detto Stafforini, perché Stafforini cosa dice? Stafforini ha detto specificamente che ha fatto un versamento su questo conto della Banca Internazionale del Lussemburgo con riferimento a Giallombardo riguardante d'azioni di denaro destinate al Partito Socialista. Poi vi sono proprio specifici episodi di incontri o presso l'Hotel Rafael alla presenza dell'onorevole Craxi e del dottor Giallombardo, o di Giallombardo che si presentava in nome dell'onorevole Craxi o di esigenze di partito. Ad esempio c'era per la campagna elettorale del 92 il Giallombardo si è molto attivato per raccogliere somme di denaro presso i vari imprenditori e tutti questi che ho citato possono confermarne la circostanza per cifre considerevoli. C'è l'interrogatorio in un episodio, mi sembra, di Panzavolta, dove specifica proprio che per la campagna del 92 il Giallombardo, per le esigenze del partito, si è recato presso il Panzavolta a chiedere circa 2 miliardi, mi sembra, in 2 tranche di 500 milioni, 1,5 milioni, sempre per queste esigenze che poi avrebbe provveduto a E queste sono le persone... Scusi, queste... mi consenta di interrompere per farmi capire anche a me. Certo. Qualche interrogatorio di Panzavolta io lo conosco ovviamente, ma è un interrogatorio recente questo di Panzavolta, è quello che affonda nella notte dei tempi, perché avevamo qua Panzavolta, se ce l'avevo poteva contestare. sì, Non l'ha detto, non è colpa mia. ma no, ma non ce l'avevo io, ma si figuri se mi lasciamo scappare una circostanza di questo genere. Bastava sollecitarlo Panzavolta a questo punto. Io non ho difficoltà a dire che a Panzavolta non ho chiesto questo aspetto, perché se chiedevo a certi testi alcune cose all'epoca, evidentemente facevano muro poi i politici che dovevano venire a riferire per fatti veniali e non per fatti mortali. Signor Pubblico Ministero, lei ha ragione, ma capisca anche le mie di ragione. Quindi è una strategia investigativa che siamo arrivati alla resa dei conti. I testi e gli imputati in procedimenti connessi, qualche volta me li possiamo gioco pure io. Me li gioco pure io. Non li possiamo richiamare. No. Vabbè, passiamo alla vita però. Qua. No, comunque cerchiamo di capire anche le esigenze del Tribunale che deve decidere su Cusani. Cusani è accusato di avere manovrato una certa... Ma noi stiamo cercando di capire... E non so se, anzi, sembra che non sia intervenuto per comunque questa... l'interrogatorio di Panzavolta quanto sarebbe? Guardi, questo è del 26 luglio, però ne ho avuti tantissimi. È uno degli episodi che mi ricordo, però naturalmente dovrei andare a vedere se ce ne sono altri di questa specie, perché richiama anche precedenti. Allora sono 2 del 26 luglio, perché il 26 luglio ce l'ho. Sì, allora guardi, questo è del 26 luglio delle ore 18.
Si parla di questi 2 miliardi a favore posso leggerlo? No, per carità, adesso esageriamo, richiamiamo Panzavolta. Ci fidiamo? Vabbè, perfetto. No, non è il problema che ci fidiamo, è che il io problema non si può. Avvocato, vede che parliamo la stessa, è lì che volevo arrivare. Restiamo nei binari. Allora, Panzavolta. andiamo un attimo avanti, mi perdoni. Ma queste sono dichiarazioni, d'accordo? Certo. Ma lei ha fatto dell'attività di riscontro da cui può vedere che c'è dei passaggi tra Giallombardo e Craxi. Sì. Allora, devo premettere che ho eseguito diversi accertamenti sulla Merchant Italia SpA, una società amministrata da Mauro Giallombardo. Nell'ambito di questa attività è emerso che nel 92 la Merchant Italia aveva emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Belleli SpA di Mantova per 250 milioni, della Central Food di Peschiera Borromeo e della Italfarmaco. I rappresentanti legali delle società destinatarie di queste fatture hanno dichiarato che queste fatture erano fatture collegate a fittizi contratti di consulenza per paesi esteri destinati soltanto a coprire d'azioni di denaro o ad occultare d'azioni di denaro del Partito Socialista. Posso indicare in particolare, mi ricordo, l'interrogatorio, le sommarie informazioni di 2 testi che sono i rappresentanti legali della Dompé Farmaceutici e della Italfarmaco, che hanno detto di essersi recati personalmente nell'ufficio dell'onorevole Craxi in Piazza Duomo e nel corso di un colloquio sulle problematiche del settore farmaceutico con l'onorevole Craxi, di questi 2 soggetti con l'onorevole Craxi, hanno avuto modo alla fine del colloquio di fargli presente che volevano dare un contributo in occasione della campagna elettorale. Comunque queste sono cose molto interessanti per quanto riguarda la posizione di Craxi e il Partito Socialista, però stiamo cercando di capire chi è Giallombardo, perché siccome noi assumiamo mi pare di capire che lei ha sentito e ha contattato degli imprenditori, cioè Belleli, Central Food e Italfarmaco, che non c'entrano niente con la Montedison. Non sono società collegate a Montedison o Ferruzzi queste qui? Queste qui no, a Montedison no. Allora diciamo, sempre con riferimento alla Merchant Italia, c'è qualche altro passaggio che riporta direttamente alla posizione di Giallombardo, è come se fosse Craxi. È il fatto che quando si sono presentati questi imprenditori... No, io mi riferisco alla costituzione della Merchant Italia. Infatti a noi interessano i soci di questa Merchant Italia. Alla Costituzione, quando è stato costituito? Chi ce l'ha messo? Chi sono state fatte delle spese? Chi l'ha pagato? Ah, certo, in questo senso sì. Allora, quando la Merchant Italia ha deciso di allestire i propri uffici in via Mazzini a Milano, via Mazzini 12, dalla contabilità e dai documenti rinvenuti nel corso delle perquisizioni effettuate presso la Merchant, è emerso che la segretaria dell'onorevole Craxi, la signora Enza Tommaselli, aveva effettuato dei versamenti ufficiali, sembra, perché c'era anche una scheda contabile intestata, poi se ce ne fosse non ufficiale non lo so, alla Merchant per pagargli alcune fatture destinate a fornitori che avevano fornito merce per l'allestimento dell'ufficio di... Ma chi è la signora Tommaselli, scusi? Enza Tommaselli, la segretaria dell'onorevole Craxi. Ma la Enza Tommaselli, segretaria dell'onorevole Craxi, che faceva soltanto la segretaria o gestiva anche dei conti per l'onorevole Craxi? Dunque mi risulta, ma non sto eseguendo personalmente queste indagini. Chi l'ha seguiti? Il capitano Floriani, sì, il maresciallo Pompeo e il vicebrigadiere Marchetti del 6° gruppo di sezioni del mio comando, che stiano eseguendo indagini sui conti della signora Tommaselli per importi considerevoli. Che è successo in questa indagine? Su conti correnti per circa 5 miliardi, mi sembra soltanto lei avesse, è stato lei il marito, e che su specifiche domande nel corso di interrogatori precedenti della Tommaselli era emerso che la stessa avesse detto che le aveva gestite per conto del partito o dell'onorevole Craxi, non erano suoi personali, insomma. Ho capito. Sempre con riferimento a questa Merchant, torniamo un attimo a questa Merchant. Non ci può dire esattamente come sono costituite questa Merchant Italia, Merchant Europea? Ha qualche schema, qualcosa per darci un'idea? Sì, c'ho un organigramma, se posso consultarlo, che può servire. Allora, devo dire che la Merchant
dalle indagini eseguite tra il gennaio e febbraio 90 è posseduta al 16% dall'Istituto Mobiliare Finanziario, che è società di Sergio Cusani, controllato l'Istituto Mobiliare a sua volta da Sergio Cusani per il 65% e del 35% da una società di diritto lussemburghese che si chiama Parson and Wolford Holding, società anonima con sede in Lussemburgo e ha sede presso l'ufficio di tale Jean Faber, ove risultano aver sede altre società di Mauro Giallombardo. Quindi per il 16% è posseduto dall'Istituto Mobiliare Finanziario di Sergio Cusani, per la rimanente parte, l'84%, direttamente 20% da Gianfranco Troielli ed indirettamente attraverso una serie di fiduciarie e di altre società dalla moglie e dalla figlia di Gianfranco Troielli. Questi, ripeto, sono aggiornamenti a gennaio-febbraio dello scorso anno.